Cateno De Luca in questo giro per la Sicilia oggi tocca ad Agrigento. Vediamo alle tue spalle uno slogan, il governo di liberazione. Cosa vuol dire? È una strategia che mettiamo in atto da gennaio in poi, uomini e donne con specifiche competenze che mi consentiranno non solo di completare l'analisi che stiamo facendo di tutti i settori della pubblica amministrazione regionale, ma di proporre anche quelle che sono le alternative, perché la politica ha questa funzione, non si amministra e non si cambia la Sicilia solo con gli slogan o attaccando gli altri, magari evitando di esprimere realmente il proprio progetto e soprattutto spiegare se è attuabile. Ecco, qual è la sua posizione verso il governo regionale? C'è stata una marcia indietro rispetto a quando lei è stato eletto? Noi siamo andati oltre, abbiamo semplicemente consentito al governo Schifani di evitare qualche inciampo d'aula, siamo rimasti all'opposizione, ma abbiamo anche detto agli altri amici dell'opposizione che contribuire per paralizzare, rallentare le attività d'aula non è il nostro obiettivo. Il nostro compito, la nostra funzione è quella invece di avere la capacità di proporre alternative. D'altronde anche su quella che è la mozione di sfiducia che sarà votata martedì prossimo, sappiamo già come andrà a finire. Ci sono 23 voti dell'opposizione, ci saranno i 3 voti di Sud Chiama Nord, prenderà 26 voti, ma è un momento semplicemente per mettere in evidenza che comunque il presidente Schifani e il suo governo non l'ha portato la cicogna, ma è stato votato dai cittadini e quindi ha il diritto, il dovere e l'obbligo, soprattutto in questo momento difficile, di amministrare. Ed è questo il termine che uso, non governare, amministrare. La Sicilia non è amministrata e d'altronde le dinamiche giudiziarie hanno messo proprio in evidenza anche questo rapporto patologico tra la politica e la pubblica amministrazione. Questo ovviamente è uno degli elementi che va Quindi lei corretto. sosterrà la mozione di Io sfiducia. certamente sì, voterò la mozione di sfiducia perché ci sono motivazioni ben precise per spingere questo governo ad andare oltre. Ecco, noi non abbiamo voluto semplicemente distinguerci sotto il profilo della protesta, ma abbiamo fatto proposte e qualcuna, devo dire, è stata anche accolta. Ecco, ad Agrigento si voterà nella primavera. Cosa proporrete voi? Noi abbiamo anche oggi discusso di questo argomento e soprattutto abbiamo anche detto progettualità, intanto non perdiamoci negli errori che fanno gli altri di partire dal candidato sindaco. D'altronde la nostra esperienza è nata nell'ambito dei palazzi municipali, abbiamo dei nostri modelli di buona amministrazione e ovviamente vogliamo anche che quello che sia il progetto per Agrigento parta esattamente da questi principi che hanno rappresentato la svolta nei palazzi municipali dove abbiamo amministrato. Se il progetto è condiviso si fa anche la squadra e quindi si arriva anche al candidato sindaco. Se invece è il solito teatrino al quale ovviamente non abbiamo interesse di iscriverci, cioè di trovare un candidato sindaco tanto per esserci, e allora non è importante da questo punto di vista che nella scheda elettorale per la votazione a Agrigento ci possa essere più o meno sul Chiama Nord. Se ci siamo, ci saremo con un progetto e con delle idee che vogliamo esprimere con uomini e donne che hanno questa visione. La sua posizione sul referendum della giustizia? Ma io sono per la separazione delle carriere, sì, perché ho visto sulla mia pelle cosa significa quando il campo viene invaso l'uno dall'altro e anche l'assenza di terzietà. Ho avuto 17 processi, 2 arresti e sono incensurato e ho visto cosa significa purtroppo anche il condizionamento spesso dell'organo giudicante rispetto all'organo inquirente. E ho vissuto proprio alcune fasi di come d'altronde deve invece impostarsi una separazione rigida perché d'altronde il cittadino ha diritto a una giustizia giusta e io l'ho avuta, ma l'ho avuta con 15 anni di calvario giudiziario, con risorse importanti che io mi sono potuto permettere di avere, ma il normale cittadino non può ovviamente essere lasciato alla cabala di un eventuale giudice a Berlino. Il giudice ci deve essere sempre, il sistema lo deve garantire e la separazione delle carriere è sicuramente un elemento che potrà contribuire quantomeno a questa situazione di terzietà.